Due famiglie di cittadini afghani che hanno collaborato con le nostre forze armate sono arrivati in queste ore a Padova e saranno trasferite in due centri della provincia. Si tratta di 12 persone che saranno accolte nelle strutture appartenenti alla rete dei CASI, centri di accoglienza straordinaria, e che vanno ad aggiungersi alle 28 persone arrivate lo scorso 31 agosto. Noi siamo pronti ad accogliere quindi collaboratori delle forze di polizia, dell'ordine, delle ambasciate italiane, ecco, che hanno dato il loro contributo in Afghanistan. La prefettura continua a monitorare la situazione della crisi umanitaria afghana e, grazie alla collaborazione con enti istituzionali e del terzo settore, è in continua ricerca di disponibilità di strutture. Proprio per questo, per venerdì è previsto un incontro con alcuni sindaci della provincia per individuare ulteriori soluzioni. Intanto prosegue l'impegno con Asindustria Veneto Centro e Università di Padova per poter collocare lavorativamente i profughi. Cerchiamo anche di promuovere iniziative per il loro inserimento in tessuti lavorativi e anche culturali come l'università. Abbiamo relazioni con Confindustria e abbiamo relazioni con l'università in questo senso.